Giancarlo Cecconi nacque in Italia negli anni 40, in una fase storica in cui l'aviazione militare stava vivendo una profonda trasformazione tecnologica. Fin da giovane mostrò un forte interesse per il volo e per la disciplina militare, un interesse che lo portò a intraprendere il percorso di selezione e addestramento dell'aeronautica militare. Dopo il superamento dei durissimi corsi di formazione, Cecconi divenne pilota operativo su velivoli supersonici, entrando a far parte di reparti di difesa aerea, destinati all'intercettazione rapida di bersagli non identificati. Negli anni 70 era già un ufficiale esperto, con centinaia di ore di volo su aerei ad alte prestazioni, addestrato a operare in condizioni di stress elevato e con procedure rigidamente codificate. Fino al 1979, Giancarlo Cecconi non aveva mai riferito esperienze che potessero essere definite ufologiche. La sua carriera si era svolta in modo lineare, senza episodi anomali degni di nota, ed era considerato un pilota affidabile, metodico e rispettoso delle regole. L'evento che lo avrebbe reso noto al grande pubblico avvenne il 18 giugno 1979, durante una missione di allarme reale nei cieli del Veneto, con particolare riferimento all'area di Treviso. In quel periodo, il sistema di difesa aerea italiano era costantemente in stato di vigilanza, a causa delle tensioni internazionali e della necessità di controllare lo spazio aereo nazionale. Quel giorno, le centrali radar segnalarono un eco anomalo nei cieli del nord-est, un oggetto che non rispondeva ai protocolli di identificazione e che non risultava associato a traffico civile o militare noto. A seguito di queste segnalazioni, venne ordinato il decollo di un intercettore, pilotato proprio da Giancarlo Cecconi. Il velivolo decollò rapidamente, raggiungendo in pochi minuti una quota operativa superiore ai 6.000 metri e accelerando fino a velocità prossime ai 900.000 km/h, tipiche della fase iniziale di intercettazione. Secondo quanto dichiarato successivamente da Cecconi, il contatto visivo avvenne dopo pochi minuti di volo. Davanti a lui comparve un oggetto che descrisse come cilindrico, simile a una grande cisterna o a un serbatoio volante, con estremità arrotondate e una superficie uniforme, priva di ali, piani di coda o prese d'aria. L'oggetto appariva di colore grigio metallico, senza insegne o marcature, e rifletteva la luce del sole in modo netto, suggerendo una struttura solida. Cecconi stimò che l'oggetto avesse una lunghezza compresa tra i 20 e i 30 metri, dimensioni compatibili con un grosso aereo, ma con una forma completamente atipica. Durante la fase di avvicinamento, Cecconi cercò di mantenere una distanza di sicurezza, seguendo le procedure standard di intercettazione. Il suo aereo volava a una velocità di circa 800-850 km/h, mentre l'oggetto sembrava muoversi inizialmente a una velocità inferiore, forse intorno ai 600-700 km/h. Questo permise al pilota di ridurre progressivamente la distanza, fino a trovarsi a poche centinaia di metri. In quel momento, Cecconi ebbe una visione chiara e prolungata dell'oggetto, sufficiente a descriverne con precisione la forma e le proporzioni. Uno degli elementi più significativi del racconto riguarda il comportamento dinamico dell'UFO. Secondo Cecconi, nel momento in cui l'intercettore si avvicinò ulteriormente, l'oggetto accelerò improvvisamente, passando in pochi secondi da una velocità subsonica a una velocità stimata superiore ai 1200-1500 km/h. Questa accelerazione avvenne senza che il pilota percepisse emissioni di gas, fiamme o rumori associabili a motori convenzionali. L'oggetto non mostrava alcuna scia di condensazione, nonostante la quota e le condizioni atmosferiche lo rendessero plausibile per un aereo a reazione. Cecconi riferì anche che l'UFO era in grado di mantenere una traiettoria perfettamente stabile, senza oscillazioni o vibrazioni, e che le variazioni di rotta avvenivano in modo netto e controllato.
In un passaggio particolarmente noto del suo racconto, spiegò che l'oggetto sembrava anticipare le manovre dell'intercettore, modificando leggermente la propria rotta ogni volta che il pilota tentava di portarsi in posizione favorevole per un'identificazione completa. Questo comportamento diede a Cecconi l'impressione che l'oggetto fosse consapevole della presenza dell'aereo militare. Durante l'inseguimento, che si protrasse per diversi minuti, il pilota ricevette comunicazioni radio dal controllo a terra, che confermava la presenza dell'ecoradar anomalo. Secondo la narrativa del caso, i radar di sorveglianza continuavano a tracciare l'oggetto, rilevandone variazioni di velocità e quota non compatibili con un normale aeromobile. In alcuni frangenti, l'oggetto sembrava salire rapidamente di quota, con variazioni stimate di oltre 1000 metri in pochi secondi, per poi stabilizzarsi nuovamente su un piano orizzontale. Giancarlo Cecconi dichiarò anche di aver tentato di fotografare l'oggetto durante l'avvicinamento. Secondo il suo racconto, a bordo dell'intercettore erano presenti sistemi fotografici di documentazione e alcune immagini sarebbero state effettivamente scattate. Nella narrativa del caso, queste fotografie avrebbero mostrato la sagoma cilindrica dell'oggetto contro il cielo, confermando almeno in parte la descrizione fornita dal pilota. Cecconi spiegò che, data la velocità relativa e le vibrazioni del velivolo, ottenere immagini nitide non era semplice, ma che l'oggetto era sufficientemente vicino da essere inquadrato. Un altro aspetto tecnico rilevante riguarda la distanza finale tra l'intercettore e l'UFO. Cecconi stimò di essersi avvicinato fino a circa 200-300 metri, una distanza estremamente ridotta in un contesto di volo supersonico. A quella distanza, la mancanza di dettagli tipici di un aereo, come rivetti, superfici di controllo o motori, appariva ancora più evidente. L'oggetto sembrava un corpo unico, privo di discontinuità strutturali visibili. La fase conclusiva dell'incontro fu caratterizzata da un allontanamento improvviso dell'UFO. Secondo quanto dichiarato dal pilota, l'oggetto accelerò bruscamente, superando velocità stimate di oltre 2000 km/h e si allontanò in linea retta fino a scomparire in pochi secondi. Cecconi tentò di inseguirlo, portando il proprio velivolo a velocità prossime ai limiti operativi, ma la distanza aumentò rapidamente, rendendo impossibile mantenere il contatto visivo. Dopo l'atterraggio, Giancarlo Cecconi redasse un rapporto dettagliato dell'accaduto, come previsto dalle procedure dell'aeronautica militare in caso di intercettazioni anomale. In questo rapporto descrisse in modo puntuale la forma, le dimensioni stimate, le velocità e le manovre dell'oggetto, attenendosi a un linguaggio tecnico e privo di interpretazioni personali. Negli anni successivi rilasciò interviste in cui ribadì sempre gli stessi elementi, senza contraddizioni significative o aggiunte sensazionalistiche. L'episodio di Treviso del 18 giugno 1979 rimase per Cecconi un evento isolato. Egli dichiarò di non aver mai più avuto esperienze simili nel corso della sua carriera. Tuttavia, quell'incontro segnò profondamente il suo percorso pubblico, rendendolo una delle figure più citate quando si parla di avvistamenti UFO da parte di piloti militari italiani. Il suo racconto, centrato su dati tecnici come velocità, quote, distanze e tempi di manovra, continuò a essere discusso proprio per la precisione con cui vennero forniti questi dettagli. Nel corso del tempo, Giancarlo Cecconi mantenne sempre una posizione coerente, limitandosi a riferire ciò che aveva osservato direttamente. La descrizione dell'oggetto come cilindrico, simile a una cisterna volante, la capacità di accelerazione improvvisa e le segnalazioni radar concomitanti costituiscono gli elementi centrali della sua testimonianza. Ancora oggi, il caso di Treviso del 1979 viene ricordato come uno degli episodi più dettagliati e tecnicamente documentati del panorama ufologico italiano
grazie alle dichiarazioni di un pilota militare addestrato all'osservazione e all'intercettazione di bersagli aerei non identificati.